D'ora in poi sarà il Comune di Venezia e non più l'Associazione Regatanti a stabilire la quantificazione dei premi economici da assegnare ai regatanti e alle regatanti in bandiera. Si partirà da un principio di base, l'assoluta parità di genere tra uomini e donne. È intervenuto il sindaco Luigi Brugnaro in prima persona per chiudere il caso dopo gli attacchi al Comune di Venezia dell'Associazione Regatanti, che da qualche giorno hanno portato la città all'attenzione non certo positiva anche nazionale circa la disparità in essere dei premi tra uomini e donne. In pratica, nella situazione attuale, che perdurava da diversi anni, un primo posto femminile in regata aveva un premio economico in denaro di molto inferiore rispetto a un primo posto maschile. Non sarà più così, e non solo per la regata storica che a Venezia sarà domenica 5 settembre. Il principio infatti varrà per tutta la stagione remiera. Un deciso cambio di rotta, dopo le polemiche degli ultimi giorni, è in arrivo. L'associazione regattanti è stata così svuotata di questa competenza. I nuovi parametri verranno deliberati dagli uffici per la tutela delle tradizioni a Ca' Farsetti, ma la parità non è più in discussione. Caso chiuso e polemiche archiviate, non sembra proprio. La discussione pare destinata a lasciare strascichi pesanti. L'associazione regattanti ha definito in una nota sconcertante la piega presa alla vicenda, mentre il delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, evidentemente ferito dalle critiche che gli sono piovute addosso, si è chiuso nel silenzio, dichiarandosi molto amareggiato e ricordando che i veri premi per le regate non sono gli assegni in denaro ma le bandiere. Quale sarà la prossima puntata?